Ciao a tutti, oggi mi trovo a Corno di Rosazzo e da qui costeggerò il confine sloveno verso nord per scendere dopo dalle parti di Cividale. Quindi con la mia motina adesso si sale in sella e si va. E si parte. Qui sono a Venkov, qui a destra c'è l'ingresso alla Slovenia e quando ancora non c'era la tessera per la benzina agevolata qui in Friuli si veniva a far benzina qui in Slovenia perché costava molto di meno e mi ricordo le code interminabili al confine e dopo anche al distributore di benzina. A quei tempi abitavo a Udine, quindi sono circa 25 km e poi oltre alla benzina si compravano le sigarette, costavano la metà, una stecca, certo a parità di marca la qualità era diversa, però si risparmiava. Per fortuna con i prezzi che ci sono adesso delle sigarette ho smesso di fumare nel 2005. Praticamente a ottobre di quest'anno sono 20 anni che non fumo. Ed è tutta salute, tutta salute. Guardate che spettacolo. Qui ci sono vigneti a perdita d'occhio. Allora in un commento mi hanno fatto notare che non faccio mai vedere la moto, e in effetti è vero, sì, non l'ho mai inquadrata. Beh, oggi alla partenza del video ho fatto una ripresa per farvi vedere la mia Imperiale e mi hanno fatto notare anche che non ne parlo mai. Io purtroppo non è che sono molto capace a fare recensioni tecniche soprattutto, però posso darvi la mia esperienza, la mia esperienza di guida con questa moto. Allora, per me questa è la mia prima moto. Io ho sempre avuto Vespa e ho ancora la Vespa. Ho voluto prendere questa moto perché l'ho vista in una recensione video su YouTube e mi è piaciuta subito. Posso solo dire che mi ha dato delle enormi soddisfazioni. Poi se avete visto i video sapete anche dove mi ha portato, insomma. A parte il viaggio che ho fatto fino a Campo Imperatore, sono stati 1900 e passa chilometri, bello, è stato un bel viaggio quello in solitaria con la tenda. La moto carica come un somaro, però è stato veramente un bel viaggio e praticamente dal passo della Futa fino a Campo Imperatore l'ho fatto tutto sugli Appennini ed è uno spettacolo veramente. Poi per il resto si è arrampicato ovunque, anche se avete visto il video
da Ovaro a Sauris, cioè affrontato percorsi enduristici non da poco per una moto così, tanta pietra, salite che dal video non si vedono però veramente impegnative. Insomma, questa motina con i suoi 21 cavalli non mi ha mai dato un problema. Ponte Miscecco, Podresca, che bel borgo. Non so se si è capito dal video iniziale, ma io ho una Benelli Imperiale 400. Che bella stradina, in mezzo al bosco, al fresco, e in questi giorni finalmente ha cominciato a fare un po' di caldo, era ora. In quanto a pendenze non si scherza, Codromaz, bello però qui, questi borghi restaurati, veramente bello. A giudicare dal navigatore il bello deve ancora venire. Mamma mia che spettacolo. Tornanti a go-go. Guardate che panorama.
Bene, ormai sono arrivato a valle, sono vicino ormai a Cividale e posso chiudere il video qui. Ciao a tutti e come sempre buona strada.